Presidente Pezzetta, oggi si presenta il cantiere Friuli. Qual è secondo lei l'importanza di questo progetto per tutto il territorio e per tutta la comunità friulana? Ma un'importanza strategica, io dico un grazie veramente sentito da parte dei comuni al Rettore Dettoni e a tutti i dipartimenti che si impegneranno in questa proposta che è davvero strategica perché impegna tantissime risorse della conoscenza scientifica per dare una risposta importante ai nostri territori e ne hanno bisogno. Ci sono molti tavoli di lavoro, queste officine di cui oggi appunto abbiamo sentito parlare, quindi non solo un settore ma diversi settori che vengono coinvolti, forse si diceva per la prima volta. Sì, per la prima volta, almeno per la mia esperienza, non soltanto molti settori scientifici ma correlati, integrati, quindi per dare risposte complessive, e non settoriali e non specialistiche soltanto come fin qui è accaduto, e su queste proposte poi saranno chiamati a misurarsi i decisori sia politici sia delle classi dirigenti, delle imprese eccetera, ma gli stessi cittadini potranno rendersi conto probabilmente che una soluzione per il nostro futuro, per la sostenibilità dei vari aspetti sociali, economici, territoriali, e quindi potrà venire da qui e quindi questo è un grande motivo di speranza. Come ANCI quindi il vostro sostegno sicuramente ci sarà e nel concreto poi che cosa auspica che possa anche venire da voi? Ma guardi, l'ANCI è in prima linea su questo, anzi io ringrazio il Rettore di aver raccolto anche le sollecitazioni che venivano da noi, ma ci aspettiamo oltre che le risposte a cui accennavo prima, quindi lavoro, occupazione, sostenibilità del sistema sanitario, del welfare eccetera, anche di darci una risposta di nuovi livelli istituzionali per quanto riguarda la rappresentanza dell'identità friulana in assenza delle province, che però sia un livello istituzionale fortemente correlato con risposte di tipo sostanziale come il lavoro, come quindi servizi nuovi, in modo che i friulani si sentano sia a casa loro sotto il profilo identitario, ma a casa loro soprattutto perché hanno una prospettiva per loro stessi e per le future generazioni.